L'Etna, un viaggio nel cuore del vulcano. Signore e signori, buongiorno. Oggi vi porterò in un viaggio straordinario, alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi d'Italia, l'Etna. Immaginatevi di trovarvi ai piedi di un colosso di fuoco, un vulcano attivo che da millenni modella il paesaggio siciliano. Questo è l'Etna, una montagna che incanta e intimorisce allo stesso tempo. Il nostro punto di partenza sarà il Rifugio Sapienza, un'oasi di pace immersa in un paesaggio lunare. Da qui, potremo ammirare panorami mozzafiato, respirare l'aria pura e sentire la vibrante energia del vulcano. Il rifugio è il punto di partenza ideale per numerose escursioni, adatte a tutti i livelli di preparazione. Ma l'avventura vera e propria inizia quando raggiungiamo i crateri silvestri. Questi due maestosi coni vulcanici, nati da un'eruzione avvenuta nel XIX secolo, sono un vero e proprio monumento naturale. Passeggiando tra le rocce vulcaniche, potremo toccare con mano la forza della natura e immaginare l'impeto con cui la lava ha modellato questo paesaggio. I crateri silvestri offrono un'esperienza unica, un'immersione totale nell'ambiente vulcanico. Potremo osservare da vicino le diverse tipologie di rocce, le fumarole che sprigionano vapori sulfurei e i crateri spenti che raccontano storie millenarie. Il contrasto tra la natura selvaggia e la bellezza del paesaggio è sorprendente. Le tonalità ocra e rossastre delle rocce vulcaniche si alternano al verde intenso della vegetazione, creando un quadro cromatico di rara bellezza. Ma l'Etna non è solo natura selvaggia. È anche un luogo ricco di storia e cultura. Lungo i sentieri che conducono ai crateri, potremo incontrare antichi rifugi, mulini a vento e testimonianze dell'attività umana che da sempre ha caratterizzato questo territorio. In conclusione, un viaggio sull'Etna è un'esperienza indimenticabile. È un'opportunità per entrare in contatto con la natura più autentica, per scoprire un mondo affascinante.